Impressionante il Piave all'altezza del ponte di Fenerre lungo tutto il corso fino all'attraversamento di Vidor e i punti all'altezza di Nervesa e Ponte della Priula. Il fiume Sacro alla Patria si è gonfiato durante la mattinata e ha impressionato i guidatori che lo attraversavano. Circa 1000 metri cubi al secondo, ancora niente di paragonabile alla piena del 2015 o per i meno giovani a quella del 4 novembre 1966, quando la forza dell'acqua erano pari a oltre 5 volte tanto. Vista la previsione di precipitazioni durature, il sindaco Marco Turato ha consigliato ai cittadini di Pederobba di non sostare sul ponte di Fener o nei pressi degli argini per un rischio di esondazione improvvisa che potrebbe celarsi dietro una perenne costanza del flusso. È stata chiusa poco più avanti la galleria di Segusino e anche sulla Feltrina una frana impedisce il passaggio all'altezza di Quero. Una domenica difficile per coloro che si stanno occupando di questa emergenza che ha per ora graziato la destra Piave, ancora abbastanza tranquillo il Curogna lungo la Val Cavasia e il Muson da Monfumo fino alla Bassa.